sono in archivio, bisogna far sul serio perché ci sono ancora obiettivi da raggiungere da entrambe le parti. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cammuca, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Si affrontano Don Carlo Misilmeri e Nissa, giornata numero 22 del campionato di eccellenza Girone A. Il doveroso minuto di raccoglimento per ricordare e per onorare le vittime della strage avvenuta presso il cantiere di Firenze. Come di consueto, anche tanti tifosi come sempre da Caltanissetta. Pallone nel mucchio, palla che rimane lì ed esce di pochissimo, dovrebbe averla toccata e Spasa. Le finte di Romano che riesce a mantenere il pallone. Romano ancora va sul fondo, la palla arriva in mezzo, c'è la conclusione dal limite dell'area, tentata da Cerniglia, palla fuori da capolista. Meglio la Don Carlo fin qui nei primi 20 minuti. Ricciulli prova a puntare Romano, Ricciulli destro sopra la traversa, di pochissimo il tentativo di Ricciulli. Ricciulli si è acceso il 77, tocco indietro, Cerniglia, zona di sparo per lui, finta il tiro, non c'è più luce e allora tocco a Miliziano. Il cross di Miliziano, Pavisic! Colpo di testa alto, ma molto, molto bene la Don Carlo. La palla che arriva in qualche modo a Galfano. Corre Galfano, la palla viene poi giocata, Semenzin fermato, poi Galfano con questa conclusione improvvisa, repentina, palla che si perde fuori. Privitera calibra questa palla in mezzo e Spasa la spizza, poi Semenzin calcia ad esterno, diventa un assist a Gudiak, indietro Privitera sopra la traversa. C'Erniglia allarga ancora per l'ex Mazzara, uno sguardo al centro, serie di finte, Ricciulli propone il cross, palla che arriva, c'è l'uscita di Elezai sui piedi di Lavardera nel del primo tempo che si chiude sullo 0-0. Ancora Don Carlo che attacca, torna a spingere come in avvio di primo tempo la squadra di Napoli. Ricciulli, 1 contro 1 con Bieto, serie di finte, Ricciulli sul fondo, propone il cross, secondo palo! E la palla toccata da Lo Gerfo, sopra la traversa. Colossali palle gol avute da Cerniglia e Lo Gerfo, con le mani Lavardera. Prova ad arrivare Espasa, poi Romano. Pallone scodellato in mezzo, secondo palo Ricciulli, prolunga di testa! Vantaggio Don Carlo, meritato per quello che si è visto. Santiago Pavisic che dunque sblocca il risultato, esplode il Giovanni Aloisio, passa in vantaggio da Don Carlo Misilmeri. Tocco che favorisce a Gudiak, la girata su Semenzin che prova a buttarsi nello spazio. Semenzin corre inseguito da Pellegrino, sterzata di Semenzin che quasi incespica, il pallone è ancora suo. Semenzin blocca Zummo, conclusione non semplice da controllare. E allora Privitera gira su Gueye, Miliziano di testa rischioso ma efficace. E Spasa sbaglia e allora palla buona per il tentativo di Dall'Oro, sopra la traversa, occasione Nissa. Gueye converge, ha seminato Costantino, la palla per Dall'Oro, ora Rossi che propone al centro, Pellegrino prende anche questa. Tripoli può avanzare, sinistro di Tripoli, alto sopra la traversa. 4 in barriera per Zummo nonostante la distanza, la battuta invece di Privitera, palla che scende, la mette dentro Privitera, il controllo di Agudiak, limite dell'area Dall'Oro cerca luce per il tiro, ribattuto, arriva Neri, arriva il pareggio della Nissa, il gol da parte di Neri nel corso del recupero, il pareggio della Nissa, minuto 92 ed esplode la gioia del pubblico nisseno, il gol di Dario Neri per Sheriff, qui la chiusura di Neri, tanto spintona via in malo modo Sheriff dopo l'intervento, poi fallo e l'arbitro mette il fischietto alla bocca, finisce la partita, è 1-1 tra Don Carlo Misilmeri e Nissa.